Questo è il primo reale giorno del Parnaso Siculo Book Fest, perché ieri sera abbiamo dedicato appunto la serata all'inaugurazione della mostra fotografica che vedete qui al vostro lato destro e sinistro. Questa sera ospite di Parnaso Siculo Book Fest è Ninni Bruschetta e presenteremo il suo romanzo La scuola del silenzio. Faremo delle bellissime scoperte questa sera insieme a Ninni e sarà per me un onore, un piacere chiacchierare con lui. Però prima di immergerci in questo vorrei che il sindaco si avvicinasse, gli cedo la parola e poi iniziamo la nostra presentazione. Prego. Grazie Luca e un benvenuto a Ninni Bruschetta per questa edizione del Parnaso Book Fest, che è sicuramente un'occasione, soprattutto per una comunità piccola come la nostra, che ha una tradizione culturale alta, un'occasione per parlare di cultura, per parlare di scrittura, per parlare di autori e per parlare in un periodo, devo dire, che è assolutamente, dove è quasi anacronistico parlare di buone notizie, parlare di scrittura, perché abbiamo l'imperversare dei social che poi veicolano tutte altre notizie, assolutamente altri tipi di informazioni che non sono sempre il top, e quindi per noi diventa importante. Poi un'edizione ben curata da Luca all'interno di Casa Caruana non è poca cosa, quindi io sono contento perché diciamo che c'è necessità, c'è bisogno di parlare di cultura, di quella cultura reale, della cultura che in qualche modo oggi come oggi ha sempre più difficoltà, arranca per quello che ci siamo detti e per quello che ho detto, perché è un mondo che vive troppo di superficialità e invece c'è la necessità di entrare all'interno di determinati temi. Questi temi devono essere interpretati da chi li elabora, da chi partorisce delle opere, che è un modo per raccontare le proprie esperienze, le proprie emozioni, vedere la realtà in maniera diversa, attraverso occhi di uno scrittore, che poi significa occhi di un vissuto, di un bagaglio personale. Ognuno poi ha il proprio modo di raccontare le proprie esperienze e questo devo dire che non è assolutamente marginale, va recuperato. In questo devo dire che ringrazio Luca perché è un'occasione, devo dire, rara ormai poter parlare delle comunità di libri, per parlare di scrittura, per parlare di autori, che non si faccia a meno, nonostante la tradizione culturale notevole. Per noi è un motivo di orgoglio e quindi sono qui per ascoltare Ninni Bruschetta e il dialogo con Luca e a parte ovviamente credo che sia anche in tema la pala di fico d'India, che resiste alla siccità e quindi credo che all'aridità della ignoranza, del non voler approfondire i temi da un punto di vista culturale, credo che la pala del fico d'India, non so il motivo, ma da agronomo trovo questo, sia assolutamente foriera di un frutto che ha grandi capacità. La pala di fico d'India stesso insomma, è anche quella, non solo un nutrimento per il bestiame, cicatrizzante, resiste alla siccità e ci dà tanti sali minerali, quindi chissà che ci sono tanti sali minerali per il nostro intelletto. Grazie Luca, grazie a te. Se n'è andato, quindi Riprendiamo questa occasione. Allora, iniziamo. Da dove si inizia? L'inizio è sempre complicato. No, lo so che tu sei. No, io ho un'idea. Hai un'idea? E allora guarda, cioè, siccome non abbiamo preparato niente, io ho preso giusto 2 punti, non è che abbia preparato chissà cosa, iniziamo. No, vorrei iniziare dalla sorpresa, perché potete immaginare in 40 anni di lavoro quante volte sono stato in delle situazioni così al di là della scrittura e interviene un sindaco di un piccolo paese. Di solito quando interviene il sindaco dopo alla fine dice vabbè così non finito, allora potremmo fare. Invece non solo ha detto delle cose bellissime, poi questa cosa sul fico d'India poi dirò perché c'è il fico d'India, perché non l'ho scelto io, l'ha scelto Albert Collins, che sono inglesi, però hanno scelto questo e il mio motivo era perché
il figo d'India per me rappresenta la Sicilia perché è il frutto più dolce del mondo, però quando lo prendi in mano non solo ti pungi, ma le spine non si staccano. E questo è un simbolo pazzesco. Però questa cosa che resiste alla siccità è meravigliosa, non lo sapevo e la rivenderò. E poi ha detto una cosa molto molto importante sulla scrittura, come se avesse letto questo libro, perché questo è un libro, oggi ne parlavamo prima con Luca, è uscito un articolo sulla Stampa di un bravissimo giornalista che scrive dove finisce la fantasia e dove inizia la verità in questo libro, e il sindaco ha detto è il nostro modo, il raccontare è frutto del vissuto, perché la fantasia non esiste, non è una creazione ex nihilo, no? La fantasia è la rielaborazione delle nostre esperienze e questo libro lo è molto più di altri, quindi grazie. Allora, abbiamo saltato diciamo quello che è la prerogativa di ogni introduzione. Chi è Ninni Bruschetta? Non tocca dire chi è Ninni Bruschetta, magari già ti conoscono, però ecco, Ninni oltre ad essere, noi lo conosciamo molto noto della TV, del cinema, ma in realtà è un bravissimo regista, è regista teatrale, è di Messina, sei di Messina, e hai lavorato con grandi registi come Bellocchio, Giordana, anche Woody Allen, Paolo Virzì. Ecco, No, Paolo Sorrentino. Sorrentino. Dove l'ho letto Virzì? Con Virzì non è vero, siamo amici, ma non sono vero. Chissà dove l'ho letto sta cosa di Virzì, così ora andiamo. La faremo correggere. È un po' è stato scambiato. Sì. Ecco, quindi questa sera mi piacerebbe iniziare con te un viaggio, partendo dall'inizio, come avviene l'incontro con il teatro, la passione per la parola detta e poi la parola scritta. Ecco, qual è l'evoluzione, quali sono le tappe? Perché trovo che sia molto interessante, perché tu prima di arrivare a questo romanzo, il tuo primo romanzo, hai già scritto dei saggi che hanno a che fare con il tuo lavoro. Ecco, qual è l'evoluzione? E soprattutto, siccome appunto l'attore, il regista lavora molto con la parola, lavora soprattutto con la parola e con la gestualità, ecco, sarei molto curioso di capire quali sono i passaggi e soprattutto cosa ci sta alla base di tutto. Non il sacro fuoco dell'arte, non l'ispirazione, ma diciamo, il mio rapporto con la cultura nasce da due fatti normalissimi. Il primo era, forse no, il secondo è quello che mi porta alla professione, invece quello che mi porta ad amare la cultura, la letteratura, l'arte è l'amore. Cioè io sono stato un ottimo studente di scuola e di liceo, però non leggevo libri. A 17 anni mi sono innamorato di una ragazza che era un pozzo di scienza e ho recuperato tutto, cioè ho cominciato a leggere come un dannato. E il mio primo libro fu La fattoria degli animali di George Orwell, e pensate che me lo regalò lei ovviamente, e pensate che in questo momento invece sono in scena, cioè da ottobre di nuovo, con 1984, sempre di George Orwell, e che poi è uno dei miei scrittori preferiti per dei motivi anche tecnici, è uno dei pochi scrittori come Shakespeare e Coleridge che sono incorreggibili, nel senso che sono così perfetti che non si può cambiare niente. E il secondo motivo, cioè quello che invece mi ha portato verso il teatro in modo del tutto casuale, è stata l'esigenza, diciamo, all'interno di una famiglia bellissima. Io ho un'infanzia felice, sono stato trattato come un principe, l'esigenza di non fare il lavoro di mio padre, che era l'avvocato, e che era un grande avvocato,
E io ho provato, ho studiato giurisprudenza, mi è servito tantissimo nella vita, però non volevo assolutamente fare questo. Allora cercavo in tutti i modi, anche grazie a questo amore colto, di inoltrarmi in qualche campo, però non ero un pittore, non conoscevo la musica, la leggo ancora, suonavo il pianoforte, ma non ero un musicista e non potevo mettermi a fare, insomma, l'artista. Lei era un critico d'arte, tra l'altro, è attualmente un insegnante dell'Accademia di Belle Arti di Catania. E a un certo punto andai a vedere uno spettacolo di Caroline Carson, che è una grande danzatrice inglese che viveva a Venezia, e sentii questa, non è che mi sono stato folgorato, ho sentito questo profumo, anche questo spazio vuoto che è quello del teatro, no? Che è molto spirituale. Peter Brook dice che il teatro è uno spazio vuoto, ed è anche uno spazio vuoto come il tempio, e Master Eckhart, invece, che è un grande filosofo medievale, dice che il tempio è la rappresentazione dell'anima umana. Quindi lì in questi spazi c'è un momento in cui noi veniamo travolti da qualcosa, non sappiamo bene cosa, ma veniamo travolti. Così tornai a casa e scrissi un testo teatrale di notte con la linotype di quei tempi, la Olivetti 22, meravigliosa, quella verde, non so no, e noi poi adesso che siete troppo giovani per ricordarvela, però insomma era quella, anzi la 32 avevo io, la 22 era quella blu scuro, la 32 era verde, e lo portai a un regista locale che mi disse ovviamente che era illeggibile, e mi disse se volevo fare l'aiuto regista con lui, e da lì ho cominciato a fare teatro. Poi lui, che è un regista sconosciuto, è stato il mio vero maestro. Io sono stato poi allievo di Elio De Capitani, di Mario Martone, ma quello che mi ha insegnato a fare teatro è stato Francesco Vadalà di Messina, sconosciuto. E quindi da lì è partito tutto, ovviamente molto lentamente. Io ho saltato la gavetta perché dopo i primi laboratori, dopo i registi che ho seguito, a 21 anni ho convinto un piccolo produttore messinese a spendere a quei tempi la bellezza di 7 milioni per fare uno spettacolo su Samuel Beckett, dove però, e questo vi racconta molto poi della mia carriera, le musiche erano dei Simple Minds, dei Tux the Moon, dei Black Mange, cioè c'era un discorso sulla modernità che ho cercato di portare a distanza di 40 anni a Catania. Il mese scorso ho debuttato un testo di Sciascia dove quando i ragazzi del Teatro Stabile di Catania hanno visto il borderò con le musiche di Medusa, Tecno e varie altre cose, sono rimasti, dice, ma tu scegli queste musiche a 60 anni? E sì, io scelgo la musica contemporanea. E così questo è stato l'inizio. Poi ci sono state chiaramente tante altre fasi, quella che mi ha portato al cinema, scoprendo che un messinese aveva fatto un Super 8 di 1 ora e mezzo, che era una follia a quei tempi. Ci siamo conosciuti in Spagna, che me lo sono portato in Spagna per fare vedere questo film, poi abbiamo incontrato un produttore che produceva un mio spettacolo, che a un certo punto mi disse ma dice che tu dici un film da Roger, dice quanto costa un film, quanto può costare? 50 milioni? Io ho detto, che ne so quanto costa un film? Io ho detto, ma sì, con 50 milioni lo possiamo fare. In realtà poi costò più di 100, però da lì cominciamo con il cinema. E quindi io cominciai anche a scrivere, perché quel primo film l'ho scritto io, e poi dopo molti anni, nonostante la mia snobberia dovuta al fatto che ero un figlio di famiglia, non avevo il problema di sopravvivere, non volevo fare la televisione, invece poi ho sposato una donna inglese molto pratica, e quindi quando io le ho detto che non volevo fare la squadra, lei mi ha detto ma sei cretino, e quindi io per non farla ho chiesto una cifra spropositata e me l'hanno data,
e quindi cominciai con la televisione e da lì a oggi ho fatto più di 100 titoli in televisione, oltre alle cose diciamo di teatro. Ho fatto pure un disco jazz perché diciamo, non bisogna farsi mancare mai niente. Infatti non ti manca nulla. Una delle tappe principali, per quello che ho letto e anche ascoltato, perché in questi giorni ho cercato delle interviste tue, ne ho vista una molto curiosa che hai fatto in bagno. Cioè, quella è geniale. Erano coliche, come si chiama Al cesso con le coliche, perché sono due attori romani bravissimi. Uno, non so se qualcuno di voi ha visto l'ultimo film con Cristian De Sica, dove ci sono pure io, Ricchi a tutti i costi, e lui è uno dei protagonisti, si chiamano tutti e due Colica di cognome, sono due attori molto bravi, giovani, e fanno queste interviste in uno spazio che hanno loro, in un gabinetto, e mettono l'intervistato dentro la doccia chiuso e loro due si siedono uno sul cesso e l'altro sul bidet e cominciano a fare queste, ma è divertentissimo, sta su tutti i YouTube, è anche molto, molto gettonato dai giovani. Una delle tappe fondamentali è appunto la compagnia Nutrimenti Terrestri. Come nasce questa compagnia? Anche perché ho visto che tu nomini anche altre compagnie a livello nazionale che nascono in quel periodo. La cosa mi ha molto incuriosito perché ha a che fare in qualche modo con quello che diceva proprio Luigi Capuana riguardo il teatro italiano. Mentre in quel periodo si dibatteva sul teatro nazionale, no? Quello in lingua, Berga era molto per il teatro in lingua, Capuana dopo una breve stagione decide di scrivere esclusivamente in dialetto siciliano perché lui dice il teatro italiano è l'insieme di tutti i teatri regionali, non ci può mai essere un teatro nazionale con un'unica lingua. Ecco, questa cosa qui che tu nomini diverse compagnie che nascono in diverse situazioni regionali mi ha ricondotto a quel pensiero lì. C'è qualcosa in comune dal punto di vista tradizionale o pensi che sia soltanto una questione così, diciamo, di contenuti? No, penso che queste parole di Capuana dovrebbero essere scolpite nei teatri italiani, perché noi la compagnia nacque in un periodo in cui si cominciava a fare teatro fuori da Roma. Una volta il teatro si faceva soltanto a Roma, a Napoli, perché è sempre stata una città teatrale, e a Catania, e poco a Milano, diciamo, grazie a un'operazione che era quella che fece Giorgio Strehler sul Piccolo di Milano, che era proprio già un'operazione, diciamo così, provinciale. Io sono un amante della provincia, infatti questo libro parla, diciamo, il tema proprio del libro è la provincia, poi ci sono tante altre cose, però quello che io racconto è il microcosmo che poi è uguale a tutto il mondo, ovviamente. Un giornalista milanese ha fatto un grande complimento dicendo no, io veramente ci ho letto La provincia di Milano, ho detto vabbè, sei andato molto di fantasia, però è vero anche quello. E quindi noi in qualche modo, parlo di magazzini criminali a Firenze, Forza Movimento a Napoli, che poi è diventato Teatro Studio di Caserta, che era Toni Servillo, Forza Movimento che era Mario Martone, Tradimenti incidentali nelle Marche, Indigena a Milano, che poi è diventato Silvio Soldini e tante altre cose. E cominciavamo proprio a fare ad affermare, ho dimenticato il gruppo più bello di quegli anni, che ora è una compagnia internazionale, si chiama Raffaello Sanzio di Cesena. Praticamente cominciamo ad affermare il fatto che il teatro si poteva fare anche in provincia, ma soprattutto a capire che era proprio le nostre storie che noi potevamo andare a portare a livello nazionale, cioè a dialogare con quell'altra parte che giustamente Capuano diceva essere il mosaico del teatro italiano.
proprio perché è un mosaico di lingue, il teatro è lingua, è parola e quindi automaticamente non possiamo non esprimerci se non attraverso quello. Il teatro in lingua, che diciamo non mi sorprende che venisse difeso da Verga perché era un barone di quei tempi, era quello più pesante. E il teatro in lingua in realtà è una strana stortura, capitanata da una vicenda curiosissima che è quella di Shakespeare, che non si è mai svelata fino in fondo, perché Shakespeare non scrive nell'inglese del tempo, Shakespeare inventa una lingua inglese. Infatti alcuni dicono, io non ci credo, che fosse un italiano non messinese, come hanno detto dei deficienti della mia città, perché i messinesi sono nofosi e quindi no, Shakespeare era messinese. Non è vero. C'è una vecchia teoria che mi raccontò un grande regista teatrale che adesso è cinematografico che adesso è scomparso, ed era quella che fosse questo grande intellettuale italiano essere stato chiamato in Inghilterra dalla regina Elisabetta proprio per mettere in ordine la lingua inglese. Comunque sia andata, questa cosa è successa nell'opera di Shakespeare. Siccome l'opera di Shakespeare, insieme alle tragedie greche, è diciamo, il fondamento del teatro, si è diffuso il fatto che, come la Royal Shakespeare Company, si recitasse in lingua. Solo che se ora voi andate in Inghilterra e andate al Globe e vedete uno spettacolo di Shakespeare, lo sentite in lingua con la dizione come si fa in italiano. Se vedete qualsiasi altro spettacolo a Londra, dove ci sono, credo, 150 spettacoli a sera, sono tutti quanti in dialetto, sono tutti in slang. Perché il teatro è quello. Ovviamente, infatti il nostro grande teatro era la commedia dell'arte, cioè il nostro teatro nasce dalla commedia dell'arte, anche se in realtà nasce ancora prima dalla sacra rappresentazione, dove però la lingua non è ancora pronta. Infatti Jacopone da Todi, che poi è diciamo forse ancora più di Dante, diciamo quello che cerca di tirare le fila della lingua italiana, comunque scrive in una lingua imbastardita dall'Umbro, dove lui era nato e cresciuto, e poi quella diventa la sacra rappresentazione, e poi la sacra rappresentazione non diventa commedia dell'arte, ma la commedia dell'arte si oppone alla sacra rappresentazione e diventa l'inizio, la nascita del teatro italiano, che poi addirittura viene ripresa nell'Ottocento anche da Goldoni, con l'uso sempre del dialetto. Curiosamente, per esempio, uno dei più grandi maestri del teatro italiano non usa il dialetto, che è Pirandello, però ovviamente usa la Sicilia, cioè racconta la Sicilia attraverso il senso dei suoi copioni. E comunque, insomma, ritornando al discorso della nascita della compagnia, la compagnia nasce da questa esigenza. Questa cosa fu una grande intuizione, perché ci consentì di non andarcene da Messina io non me ne sono andato da Messina fino a 28 anni, perché riuscivo a portare le mie cose fuori. Poi a quei tempi purtroppo era obbligatorio andare a Roma se volevi fare fondamentalmente il cinema, non potevi stare fuori dalla città. Oggi io potrei benissimo vivere a Messina per un fatto di carriera, ma non lo faccio per altri motivi, anche perché ho la famiglia a Roma e via dicendo. Però questa cosa fu importante per me, perché mi tolse la paura di andare a Roma senza avere delle certezze, perché quello era molto pericoloso. A quei tempi finivi a non lavorare, a dover aspettare troppo tempo, eccetera eccetera. Ma la cosa più importante fu che riuscimmo a portare proprio un discorso culturale che veniva da noi. Addirittura il primo film che facemmo, che si chiamava La gentilezza del tocco, che era ispirato al libro Le inquietudini di Pessoa, ma era ambientato a Messina, fu
immediatamente, diciamo, preso stavo dicendo da tutti i festival del mondo, no, ma da tantissimi festival internazionali, da San Francisco a Tokyo, quindi insomma tanti proprio in Europa, andavamo dovunque, proprio perché parlavamo della nostra città. E tra l'altro, curiosamente, quella volta non era assolutamente una storia di mafia, ma era un divertissement culturale su un personaggio un po' autistico, fissato con delle cose, che faceva il correttore di bozze e credeva di trovare un errore in un articolo perché si era innamorato della pianista che aveva fatto quello spettacolo e credeva che anche il critico si fosse innamorato di quella pianista, e quindi parte da lì, diciamo, un giallo, però un giallo d'amore, quindi un giallo alla deriva dei generi, che ebbe un successo incredibile in tutta Italia. E poi proprio ci sdoganò, io cominciai a fare cinema proprio grazie a quel film. Allora, ci sono due domande prima di addentrarci nel romanzo La scuola del silenzio. La funzione sociale, visto che tu sei stato anche direttore di un teatro a Messina, la funzione del teatro dal punto di vista sociale oggi, come si è evoluto o come si è involuto? E l'altra domanda, penso che siano in qualche modo anche legate e ci introducono poi al romanzo, è cosa vuol dire andare e cosa vuol dire ritornare, andare via e ritornare. Si può involvere, come diceva Luca, perché il teatro è una tradizione. La tradizione, a differenza di quello che è, diciamo, dell'uso barbaro che viene fatto di questa parola, la tradizione è la cosa più moderna che esiste, perché la tradizione è il tradimento. La tradizione è quello che viene tramandato e quindi viene tradito, quindi si modernizza continuamente, senza farlo, rimane quello che è, ma è sempre moderno. Sull'importanza e sull'imponenza intellettuale e spirituale del teatro c'è da dire soltanto una cosa. Noi possiamo leggere 2000 notizie, non parlo di Facebook e Instagram, che sono cose in cui tutti quanti ci imbattiamo, un giorno esploderanno pure loro come Microsoft l'altro ieri, perché a un certo punto succederà anche questo, ma noi possiamo leggere 1000 notizie. Noi purtroppo leggiamo, conviviamo con la morte costante di bambini. Ora sentivo in radio un programma sui morti nei laghi, che ho trovato una perversione dei giornalisti che lo stavano dicendo, no? Cioè spiegavano quanta gente muore nei laghi, perché la gente muore nei laghi. Ma dico, pensate a far sì che non accada, a non rompere le scale, cioè, che me ne frega di sentire, cioè, che trasmissione televisiva, che informazione, che notizia è, che racconto è, no? E se poi aprite Google è impressionante, perché a un certo punto, oggi lei aprite Google oggi e leggete Sinner perde il primo posto ma come perde il primo posto? Cioè, io conosco la classifica ATP, non lo può perdere il primo posto. Poi entri dentro l'articolo e leggi che in realtà ha perso il primo posto perché un giornalista ha fatto una classifica dei mesi e allora è il più forte. Ma dico, come puoi titolare una cosa così fasulla per poi sviluppare una cosa così inutile dentro? Quindi tutte queste informazioni che a noi ci arrivano non ci lasciano niente. Lo stesso vale per i telegiornali, per i giornali, che come diceva Pippo Franco, oggi esci sul giornale e domani ci si incartano l'ova, perché poi così è, no? Il teatro ha una caratteristica, anche il cinema, il racconto in generale, il vero racconto, appunto, come può essere un romanzo, come può essere la poesia, come può essere il teatro e il cinema, o anche la televisione di qualità. Il racconto ti cambia la vita. Quindi, anche se in uno spettacolo teatrale, come c'è scritto anche in questo romanzo,
nella migliore delle ipotesi, uno spettacolo di grande successo lo vedono 10.000 persone, che sono più o meno le persone che mettono like al mio Instagram quando mettono una fotografia del cavolo. Però non si sa perché il teatro influisce sulla vita sociale in modo determinante, e non è vero, non si sa perché. Perché se io vado a teatro, poi vi faccio un esempio che è successo, una cosa che è successo l'altro ieri che è impressionante. Se io vado a teatro e vedo Antigone, per esempio, Antigone mi insegna che l'autorità spirituale è più importante del potere temporale. Se io lo capisco, quella cosa mi cambia la vita, perché dal momento al giorno dopo io vedo il mondo in un modo diverso, completamente, perché i temi che il teatro tratta, che il racconto tratta e come li tratta, ci rivoltano come un calzino, ci fanno cambiare opinioni, ci fanno essere finalmente incoerenti rispetto al blocco che abbiamo certe volte a dover pensare sempre allo stesso modo. L'altro ieri è successa una cosa che ovviamente nessuno sa, io lo so perché per linea diretta, che la mia compagnia, che non è più la mia compagnia perché per fortuna non sono più parte di quella compagnia, cioè dire non ho più la firma in banca, la mattina mi sveglio sereno, ha prodotto uno spettacolo di Claudio Fava con David Coco che parla del depistaggio dell'omicidio borsellino, e è stato rappresentato all'Aula Bunker di Palermo, proprio in occasione dell'anniversario della morte di Borsellino. La cosa incredibile è che, essendo l'evento importante, i giornali nazionali se ne sono interessati. C'è stato un articolo importante del Corriere della Sera e una vignetta pazzesca su Repubblica, proprio ispirata a questo testo di Claudio. Ma stiamo parlando anche lì di un'utenza minima, perché i giornali ormai li leggono pochissime persone. Ebbene, il giorno dopo tutti i siti e tutti i giornali non titolavano sull'anniversario di Borsellino, ma titolavano tutti sul depistaggio, non citando l'articolo di Fava. Non importa sapere chi l'articolo, lo spettacolo, non importa sapere chi lo abbia saputo o letto, non è che è un passaparola, è nell'aria, è veramente è l'intelletto che si muove, no? Come nella fisica teorica si muovono gli atomi, sono onde di materia, onde di spirito, in questo caso o di pensiero, che arrivano e che cambiano il mondo. Se no il teatro sarebbe morto quanto tempo fa? Diceva un grande uomo di cinema e di teatro tedesco che era Rainer Werner Fassbinder, diceva che il teatro è in fin di vita, ma lo è sempre stato. Confesso che è difficoltoso, perché stare qui ad ascoltare Ninni all'infinito e poi dico sì, adesso aspetta, devo riprendere il mio filo del discorso. Forse non ho risposto. È veramente l'andare via e il ritornare, che in qualche modo ha a che fare anche con è giusto per dare un'introduzione, poi ci concentriamo sul romanzo. Allora leggiamo, dovete sapere che quando hai la fortuna di pubblicare con una grande casa editrice decidono tutto loro, cioè escluso il romanzo decidono tutto loro, però questi sono bravi, quindi a parte la copertina che il sindaco citava giustamente, che è veramente molto bella, i risvolti di copertina mi hanno mandato una mail e mi hanno detto, dice, noi avremmo scelto queste due frasi, dice, ma argutamente ne abbiamo sottolineata una che è quella che ci piace di più, e io ho detto ok, mi piace anche a me, e dice così: è un pezzo del libro ovviamente. Lui, il protagonista, sale sull'aereo, guarda l'Etna
che si allontana e dice: giuro a me stesso che non tornerò mai più. Sarà la 1000ª volta che lo dico, ma devo mantenere questo proposito. Mi sto prendendo in giro, lo so da sempre che qui non si può fare niente, se no non me ne sarei mai andato. Chi rinuncerebbe a tutta questa bellezza se il prezzo da pagare non fosse così alto? Io purtroppo me ne sono andato perché dovevo, sono tornato 1000 volte, sono tornato in questo momento perché diciamo, io ho fatto presentazioni da Torino a Ragusa, però chiaramente ne sto facendo molte di più in Sicilia, e quando mi ha telefonato Luca, che non avevo mai sentito e visto in vita mia, che ha avuto il numero da una libraia di Caltagirone, io ho detto subito sì, perché per me è fondamentale, perché ci credo ancora e ci credo così tanto che questo passaggio di questo libro è stata la sublimazione di un momento drammatico che ho vissuto in Sicilia, che non mi aspettavo, perché il racconto che io faccio qui è veramente un racconto di fantasia, però io sono stato veramente richiamato a Messina per fare il direttore del teatro e mi hanno fatto vedere i capelli, veramente a me, cioè mi hanno fatto venire l'alopecia da stress, perché ho trovato una situazione veramente deprimente e folle, che chiaramente è diversa in ogni città. Messina è una città particolare della Sicilia ed è una città orientale, infatti il primo capitolo, siccome non viene minimamente svelato, perché sarebbe a rischio querela, che la città di Messina si chiama in un luogo imprecisato sulla costa della Sicilia orientale. E diciamo che questa sublimazione che c'è stata appunto nel raccontare tanto orrore del nostro sistema sociale e culturale, che comunque poi non è solo siciliano, ben inteso, e anche nel libro questo viene detto, è stato l'ultimo atto, perché che la sofferenza ci rende inadeguati alle circostanze, il dolore, anche l'amore ci fa essere troppo immediati, troppo emotivi, troppo passivi rispetto a quello che sta succedendo. Quindi quando io ebbi questa delusione enorme alla fine di 2 anni meravigliosi di direzione artistica del teatro, con un cambiamento politico folle, eccetera, tra l'altro che coincise con la morte dei miei genitori, mi sono allontanato tantissimo dalla città, e per tantissimo tempo, perché per me non fare spettacoli a Messina per 5 anni, 4 anni, non mi ricordo quanto tempo è passato, penso 4, è una cosa folle. Cioè io sono sempre, anche che questa cosa che vi dicevo prima è rimasta nella mia vita, cioè io, anche se ho lavorato con tantissimi teatri italiani, gli spettacoli più importanti, quelli a cui tenevo di più, quelli che raccontavano qualcosa che mi riguardava, partivano sempre da Messina. Andavo al teatro di Messina o perché lo dirigevo o perché c'era un altro direttore sempre messinese, sempre professionista, bravo, eccetera. I progetti li facevo partire da lì. Invece a un certo punto me ne sono andato e non volevo, cioè non è vero che non volevo più tornare, non sono tornato, che è peggio. Una cosa è dire non voglio tornare, una cosa è non tornare. Quando ho scritto questo libro ho sentito veramente l'amore dei miei contemporanei, sia di Messina, perché è un libro che, diciamo, mette alla berlina tutta l'amministrazione pubblica siciliana e soprattutto messinese, è stato presentato dalla rettrice dell'università all'aula magna dell'Università di Messina, tra l'altro in anteprima, cioè il giorno prima che uscisse il libro. Quindi una soddisfazione enorme. Poi da lì ho fatto altre 2 presentazioni a Messina, cioè, e non vi dico Catania, Palermo, Caltagirone, ora mi ha invitato a Agrigento, poi Ragusa 2 volte.
Quindi una cosa fortissima. E tutti, diciamo, hanno condiviso il dolore che c'è nel libro, che tra l'altro è un libro che fa anche molto ridere, perché i personaggi sono tutti buffi, ovviamente, non è un libro triste, è un libro che chiaramente c'è una storia dura, però è scorrevole, è divertente anche. E spesso mi è stato chiesto, ma perché c'è un finale molto particolare che non vi anticipo, ovviamente, se no ve lo spoilerò proprio in malo modo. Il finale è molto importante nell'economia del racconto, e allora di fronte a questo finale quelli che l'hanno letto come Luca, che mi hanno presentato il libro, mi hanno domandato spesso, in Sicilia soprattutto, ma qual è la speranza? C'è una speranza per la Sicilia? E io ho risposto dal mio punto di vista, che ne so se c'è una speranza per la Sicilia, a parte che c'è, ovviamente, perché la Sicilia è sempre una delle terre più belle del mondo e più importanti del mondo, dovremmo prenderne più coscienza. La speranza per me è dire le cose come stanno. E in questo libro c'è un attacco che bontà loro, gli editori hanno addirittura osato paragonare a Leonardo Sciascia. C'è proprio un attacco frontale al sistema siciliano, frontale, e se non si fa così non si va da nessuna parte, perché se noi edulcoriamo i nostri racconti, ora non faccio nomi, ma ci sono stati anche degli scrittori siciliani molto importanti che secondo me hanno restituito un'immagine della Sicilia molto sbagliata, perché fare apparire i mafiosi come dei buffi personaggi non va bene, far credere che sia normale che gli uffici pubblici non funzionino non è una cosa positiva. Dimenticarsi di fronte all'atteggiamento di un assessore alla cultura regionale che la Sicilia ha il più grande patrimonio archeologico del mondo come concentrazione e l'assessorato alla cultura è il meno ambito della regione e il più delle volte viene dato al più cretino dei politici, non va bene, perché non è possibile, cioè la Sicilia non ha bisogno di essere salvata da nessuno né tantomeno da me, però il fatto che la Sicilia non sia ricca è una vergogna, perché la Sicilia è il paese più ricco del mondo, lo ha detto il sindaco, non lo sto dicendo io, perché ha parlato di cultura, ma noi abbiamo i beni culturali, questa è la cosa incredibile, cioè abbiamo la materia prima della cultura che potremmo far diventare, per arrivare fino al punto, questo vi dico per alleggerire la discussione, di quando io e la pianista con cui lavoro da tanti anni siamo andati a Monte Carlo a fare uno spettacolo. La mattina, stavo dicendo, la mattina ne suggemmo, siamo andati a correre e ci siamo fermati al terrazzo del Café de Paris. Chi di voi ha avuto la fortuna o la sfortuna di andare a Monte Carlo sa che è un posto pazzesco dove non si può entrare a mangiare, ovviamente, perché ti devi svuotare i conti in banca. Ce la facciamo, io guardo senza nessun campanilismo e dico, ma è così più bella di Messina? Non mi pare per niente. Il problema è che noi abbiamo un circolo del tennis come quello di Monte Carlo che guarda il mare, peccato che è sturbato a mossa e ci giocano soltanto i ricchi che hanno il coso lì e che tollerano comunque tutto questo schifo. È peccato che a Messina, e parlo della mia parte perché poi c'è pure la zona sud, in 28 chilometri di costa meravigliosa non c'è un albergo, uno. Allora l'altro giorno mio cugino, perché c'è sempre quello che è della famiglia che è rimasto lì e quindi tu si cosa tu so perché te ne annasti, allora però tutta questa spiaggia libera meravigliosa che abbiamo noi, ho detto ok, però non vi lamentate che non c'avete una lira, perché questo mi fa imbestialire. Cioè, poi dice noi siamo poveri e come facciamo e che a fare e siamo poveri perché non coltiviamo questa cosa. Forse è il caldo,
Allora, hai toccato un argomento che a me sta molto a cuore. L'ho appena accennato giusto ieri sera quando parlavo del perché un festival del libro in una piccola realtà come la nostra, perché occorre creare momenti di confronto e poi i festival del libro si incastonano in un contesto ancora più grande che è appunto il turismo letterario. Il turismo letterario che noi dovremmo essere in qualche modo anche la capitale del turismo letterario, proprio perché abbiamo dato i natali a Luigi Capuana, che è il padre del verismo, ma è andato anche oltre il verismo. Siamo a 2 passi da Rizzini e quindi Verga, Catania e così via. Mentre dall'altra parte, diciamo, hanno dato il via alla strada degli scrittori, da Pirandello fino e altri autori della Sicilia occidentale. Ecco, qui siamo ancora agli inizi, però sappiamo di avere un patrimonio inestimabile. Occorre semplicemente mettere in rete tutte quelle iniziative che danno voce a determinate opere, a determinati uomini illustri, ma allo stesso tempo occorre creare il nuovo, e il nuovo intendo dire delle nuove narrazioni, perché i territori vanno comunque narrati. Ecco, e farli attraverso i festival del libro, a mio avviso, diventa ancora tutto molto più interessante, perché questa sera non stiamo presentando soltanto il libro di Ninni Bruschetta, stiamo chiacchierando con Ninni Bruschetta e stiamo scoprendo delle cose, proprio per via del confronto, perché il confronto apre un nuovo territorio, è un qualcosa che magari una strada che abbiamo, ognuno ha percorso una strada, però adesso queste 2 strade si stanno incrociando e ne sta nascendo una nuova. Io penso che questa sera, uscendo fuori da qui, anche più tardi avremo un'altra presentazione di un altro libro interessante, andremo a casa ancora più ricchi. Quindi io dico sempre, sono nato in Sicilia, sono nato a Mineo. E la Sicilia dove si trova? Mineo dove si trova? La Sicilia dove si trova? Il centro del Mediterraneo. Ma è vero che è il sud dell'Europa o è il centro di qualcosa di ancora più importante? Quindi io non mi sento un isolano isolato, io mi sento un protagonista e devo fare qualcosa nel mio piccolo affinché appunto tante cose piccole, che possono apparire anche insignificanti, messe tutte insieme, si riscoprono dei tasselli di puzzle che compongono un meraviglioso paesaggio che è proiettato verso il futuro. Guarda, rispondo brevissimamente. Voi sapete che Dionisio è il dio dell'amore e i greci, quando si viaggiava a Baccarremio con l'aereo, venivano a Siracusa a fare i riti dionisiaci. Da là un motivo ci sarà. Cioè, questo è un posto magico, quindi bisogna semplicemente viversi la magia della Sicilia. Il più grande difetto della Sicilia che viene narrato è il silenzio, se vogliamo l'omertà. Ecco, la scuola del silenzio. Ci vuoi parlare della scuola del silenzio? Poi vediamo se c'è una domanda, la dovete fare. Vi ha provocato all'inizio, quindi almeno una la dovete fare. Allora, sarò breve, anche per farvi venire voglia di comprare il libro, perché poi c'è anche il lavoro, è anche commercio, e quindi si deve anche vendere quello che si fa. Allora, si chiama La scuola del silenzio perché una delle 2 storie che sono raccontate sono 2 storie, sono 40 capitoli e sono un capitolo sì e un capitolo no, per un motivo che adesso vi dirò, e soltanto al centro ce ne sono 2 e 2. È perfettamente simmetrico e palindromo e speculare per necessità, diciamo, simboliche del mio amore personale per la simbologia metafisica. Però una di queste 2 storie è ambientata in un istituto per sordomuti.
E quindi questa scuola è la scuola del silenzio, ma nell'altra storia invece c'è un altro tipo di silenzio. Perché è ambientato in un istituto per sordomuti? Perché questo personaggio che arriva dalla sua vita professionale svolta a Roma, arriva in questa città imprecisata perché deve dirigere il teatro. La prima cosa che gli succede è incontrare, ci sono 2 capitoli prima introduttivi, anche molto divertenti, su come lui arriva. Pensate, c'è questa cosa che all'inizio del primo capitolo, quando lui ritorna, dice: qui è tutto un andare e venire dall'aeroporto di gente che prende, accompagna e prende persone, che è una cosa unicamente siciliana. Cioè, mentre usciva questo libro, io ero a Torino, giravo con un regista milanese che era fidanzato con una siciliana, e a un certo punto gli ha detto a un suo amico: no, ora poi avanti in Sicilia, che poi sai, lì è bellissimo perché ti vengono a prendere all'aeroporto. Cioè, gli sembra, è una cosa folle che no, essere presi all'aeroporto. E quindi insomma il primo capitolo vede lui che entra, cioè il primo e il secondo, vede lui che entra dentro questo teatro, credendo, felice di essere arrivato lì, avendo questa chance di poter dirigere un teatro. È precisa: dirigere un teatro non è una questione di vanità o di potere. Dirigere significa poter dare una direzione, e quindi possibilmente innovativa, dice lui. Quindi chi si aspetta chissà che quello che gli succede. E il presidente, dopo un colloquio puramente delirante, alla fine gli dice: e soprattutto non parlare con i dipendenti, non gli dire che puoi fare progetti, che puoi fare spettacoli, perché se c'è una cosa che gli sta veramente sul cazzo, quella è il teatro. E quindi poverino questo qua dice: vabbè, buono, cominciamo. Dopodiché si sposta nella città, che non è più la sua città, non c'è più la casa dei genitori, eccetera eccetera, se ne va in albergo, e sulla circonvallazione, che è una caratteristica delle più belle città di mare secondo me, come Trieste, Genova, Napoli, si ricorda di essere stato in questo istituto per sordomuti e di essersene andato per quel motivo, che è un motivo ovviamente che non è assolutamente autobiografico, perché la storia è totalmente di fantasia, è una storia anche molto dura, è crime, la storia dei sordomuti. C'è proprio c'è un giallo vero e proprio, con tanto di sangue che non si vede ma si sente. E dopo aver ricordato questa cosa, quindi comincio questo racconto 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perché c'è questo confronto? Prima di tutto perché il crime dell'istituto si oppone a un altro crime, che è la violenza della burocrazia, che è un'altra forma di violenza, ma molto forte, di cui parlerò un secondo dopo aver detto l'altra cosa. E la più importante di tutte è che la meritocrazia è una cosa che c'è dentro la società dei sordomuti. Perché? Vi chiederete? Chi sa rispondere? Allora faccio io una domanda. Perché secondo voi nella società dei sordomuti c'è la meritocrazia? Perché non c'è dialettica. Nessuno può prendere in giro nessuno. Quindi o sei bravo o non sei bravo. Questa cosa viene poi raccontata, non ve lo anticipo perché è un momento importante del libro, viene raccontata con un episodio che accade, lui rimane sconvolto da questo episodio e fa da contraltare alla totale mancanza di meritocrazia della società contemporanea. E su questo non c'è Sicilia, non c'è niente, c'è l'Italia, che è il paese più antimeritocratico del mondo. Come diceva Raffaele La Capria, è il paese più immoralmente politicizzato del mondo. E su questo non si discute. Io mi sento uno che è stato premiato professionalmente dalla vita, ma non da questo paese, è stato premiato dal lavoro che ho fatto.
perché nessuno in questo paese ti riconosce nulla, ed è una cosa di una gravità che veramente distrugge le possibilità che noi abbiamo e soprattutto fa scappare via i giovani. Ma i giovani non sono una categoria, non sono persone con cui noi dobbiamo parlare dall'alto in basso. I giovani sono la società, noi non siamo niente, noi siamo vecchi, noi abbiamo finito il nostro percorso. Noi l'unica cosa che possiamo fare è raccontare la nostra esperienza ai giovani, in modo che poi loro decidano e si regolino su questo, e contestualmente gli dobbiamo riconoscere il merito. Io non mi presento più da anni ai concorsi che ci sono per le direzioni artistiche dei teatri, perché mi fanno rovesciare, si dice a Messina. Cioè, mettete un ragazzo di 30 anni, io ho avuto la fortuna di fare il direttore artistico a Messina a 34 anni, mettete un ragazzo, cioè non chiamate me che ho 62 anni, sì è vero, io sono innovativo, sono moderno, ma perché? Dice, quello va a sbattere, ma vada a sbattere, sicuramente va a sbattere meno dell'inutilità, dell'autoreferenzialità degli anziani, un paese completamente dominato da persone blindate su questo. Certo, ora gli americani ne fumarono, perché Biden voleva andare morto a fare il Presidente della Repubblica, meno male che finalmente si è ritirato, grazie a Dio c'è quell'altro personaggio, vabbè, lasciamo perdere. Credito troppo e non mi ricordo più dove ero. La scuola del silenzio. Ok, ovviamente questa scuola del silenzio, che è, diciamo, esteticamente quella dei sordomuti, invece è la scuola del silenzio della società contemporanea, della parte che viene raccontata contemporanea, proprio perché tutto quello che succede in questo racconto, in tutti e due i racconti, viene occultato, viene nascosto, senza grandi tecniche, come abbiamo sempre fatto in Sicilia, dimenticandoci delle cose importanti, dimenticandoci degli omicidi, dimenticandoci delle stragi, dimenticandoci di cose molto più semplici anche, no? Di persone che hanno fatto delle cose. Ecco, questo è un posto dove si ricorda un grande scrittore italiano e siciliano. Questa è la cultura è memoria soprattutto, invece l'incultura è la cancellazione della memoria. Infatti la cultura mafiosa, che è il nostro cancro, racconta, io mi ricordo di questa incredibile testimonianza di Angelo Sino al processo Fava, quando lui disse: sì signor giudice, si disse che Fava era un ricattatore e addirittura che andava a sconcigare i bambini davanti alle scuole. Tutto falso, che lui era un pentito, quindi stava dicendo la verità. Tutto falso, perché vede, quando si uccideva qualcuno bisognava negargli anche la compassione, e così si dimenticava. O meglio, sì, loro speravano di farli dimenticare, poi ringraziati Dio qualcuno che ricorda queste cose c'è. Però questa è la scuola del silenzio, ed è un silenzio terribile. Cioè, a un certo punto questo personaggio, questo protagonista, la mafia sfiora questo libro, è un'ombra in questo libro, non c'è niente della cultura mafiosa, non accade niente, non ci sono omicidi mafiosi, non c'è nulla di anche folcloristico riguardante la mafia. Lo sfiora con la mentalità che se ne legge dentro, e lo sfiora con la parola, perché ogni volta che arriva la parola mafia c'è sempre qualcuno che dice: sì, però non parlare di mafia, che è quello a cui ci hanno educato. Io mi sono sempre ribellato, per mia fortuna, a questo, e in questo racconto non succede, ma io ho pagato per questo, perché io purtroppo una volta, stando dentro le istituzioni, ho dato del mafioso al presidente della regione, e purtroppo avevo ragione. L'ho pagato
caro e salato. So che lui ora non si sa più dov'è, e io sono qua. Voce al pubblico. Voce al pubblico. La scuola del silenzio. No, io ce l'ho una domanda. No, perché mi ha colpito il fatto che lei abbia esordito stasera dicendo che questo è il primo romanzo da lei scritto e che prima d'ora si era cimentato solo nella misura del saggio. Da quello che è emerso stasera mi sembra che invece questo libro sia sorretto da un forte impianto saggistico e riflessivo. Mi chiedevo allora se questo titolo, La scuola del silenzio, non debba forse essere considerato un titolo antifrastico, che mentre enuncia il silenzio in realtà lo ripudia con sdegno per rivendicare il diritto alla parola, alla denuncia e anche a un impegno militante. Ti sarei molto grato se mi insegnassi veramente la parola che hai usato, perché mi piace moltissimo e non la conosco. È antifrastico, era antifrastico. Frastico, Sì. antifrastico. Mai sentita, meraviglioso, me lo vorrei insegnare, lo scrivo. No, veramente. Ed è esattamente antifrastico. A tutte da domani ai giardini dirò, questo è un romanzo antifrastico. Sì, ovvio. È proprio questo. E infatti ha interpretato benissimo, perché prima dicevo è proprio la speranza è dire le cose come stanno. Quindi negare questo silenzio che c'è sempre intorno a tante cose, no? Che poi, ripeto, non è solo siciliano. Una cosa a cui io tengo molto è che a un certo punto questo personaggio va a Roma, questo lo posso spoilerare perché non è fondamentale come chiave del racconto, va a Roma, si siede sulla balaustra della fontanella del Bernini a Piazza Mattei, una fontana delle tartarughe, perché conosce Roma, bellissima, piccolina piccolina. Si siede e un po' come un siciliano così in paese fa: vabbè, però non è che Roma è meglio da Sicilia, cioè questo è proprio perché Roma è il trionfo della burocrazia, no? Cioè il luogo più... però sì, è antifrastico. Altre domande? Lo facciamo all'asta, se uno muove... Ecco, Niente, silenzio. Allora, per chi fosse interessato può acquistare il libro laggiù in fondo, c'è Federica già in postazione. E allora a me tocca concludere. Quindi però devi dire anche quella cosa che dicono a tutte le presentazioni: Nini sarebbe avrà piacere di firmare i DJ. Io lo do per scontato. No, non lo dico mai, sinceramente, però sì, ecco. Nini ha il piacere. Noi lo sappiamo. Dovete sapere che dopo 40 anni di mestiere tu pensi sempre che il teatro è vuoto quando fai spettacolo, che il cinema non ce l'ha nulla, che il libro non se lo compra nessuno e soprattutto che non gliene frega a nessuno della tua firma sul libro. E la cosa che a me mi mette più paranoia non sono le presentazioni, perché sono bellissime, perché c'è la gente, sono i firmacopie. Ogni tanto mi chiama qualcuno nella libreria e mi fa: vieni a fare un firmacopie. Io dico: ma come bene, come si fa a firmare? E invece per fortuna la gente viene. Allora facciamo così, io ti do la penna, questo è il mio libro, iniziamo da qui. Vale. Comunque io vorrei ringraziarvi, perché siete pure aumentati in un piccolo paese come questo e sono veramente felice. Vi ringrazio molto di questa stupenda ospitalità. Ringrazio ovviamente Luca e tutta l'associazione Capuano, Parnaso e Sidel. Grazie. Io ringrazio a te Nini, perché sei stato veramente gentilissimo, disponibilissimo, ci siamo sentiti poche volte al telefono, qualche messaggio, ma Daniela già mi aveva anticipato la tua disponibilità e soprattutto stai tranquillo perché Nini parla, è bellissimo ascoltarlo, già lei mi aveva tranquillizzato, Dio mio, non è che fossi così agitato, però ecco, voglio ringraziare appunto te, il
il sindaco, l'amministrazione, la casa Museo Luigi Capuana e il pubblico. Il pubblico sta crescendo. Siamo alla 6ª edizione. Sì. Cretina, ma veramente cretina. Siccome sono sicuro che tra di voi ci sarà qualcuno che magari è venuto perché ha visto Boris allora, siccome tu hai detto Ninni parla, io sul set di Boris sono considerato un logorroico, perché lì praticamente qualsiasi cosa tu abbia, sia una qualità che un difetto, viene preso e portato all'inverosimile, perché è un gioco al massacro come la serie, perché tutti gli attori sono anche come i personaggi. E chiaramente mi ha telefonato quel bastardo di Paolo Calabresi e ha detto: compare, che lui mi chiama compare, ma hai scritto un libro che si chiama La scuola del silenzio? Io ho detto sì, ma davvero tu? Allora, no, di parlare perché c'è veramente tanto da ascoltare, non sono soltanto parole dette così al vento, quindi ecco, il pubblico del Parnaso Siculo Book Fest sta crescendo. Siamo alla 6ª edizione e quando al tempo della prima edizione c'erano 3-4 persone. Evidentemente i semi che stiamo piantando sono dei semi buoni e quindi mi auguro appunto che il festival cresca sempre di più. Basta, non dico altro perché adesso c'è l'altra presentazione. Ninni rimane qualche minuto ancora per chi volesse acquistare il libro e portarsi a casa anche una dedica. E niente, buonasera a tutti. Sindaco. No, io già ho finito, però normalmente devo dire Un attimo. sono rimasto appassionato ad ascoltarti. Scusate. Sono rimasto appassionato ad ascoltarti perché hai detto sostanzialmente delle cose che condivido in pieno e hai raccontato una sicilianità, una sicilianitudine, un nostro modo di essere, perché noi siamo un po' fatalisti, siamo coloro che diciamo che scegli, come viene seconda, eccetera, eccetera. Però hai detto sostanzialmente, se poi ci riflette, hai detto delle verità, perché c'è secondo me un filo conduttore comune, che è l'amore per questa terra. Almeno io credo di interpretarlo in questo modo, ma ti racconto la mia, essere innamorati di questa terra. Noi siciliani spesso, io sono da siciliano, siamo innamorati di questa terra, ma spesso siamo noi stessi che maltrattiamo questa terra e che non abbiamo questa consapevolezza. Questo accade nel mondo dell'arte, accade nel mondo dell'impresa, accade anche nel mondo della politica, non faccio prima professione. Però mi rendo conto che è difficile e quindi significa che anche all'interno delle istituzioni lavorare controcorrente è veramente difficile, no? Per interpretare, tradurre l'amore che hai per un territorio, per la terra, in cose concrete che possono rimanere, che possono cambiare la vita di un territorio, di una regione, eccetera, è difficilissimo da noi e si lavora controcorrente. Di questo devo dire, mi ha incuriosito questo tuo raccontare la tua sicilianità, che è legato ad un amore viscerale per questa terra, che insomma, sappiamo tutti che è così e che dovremmo impegnarci molto di più. Quindi io ti ringrazio perché non è assolutamente, ringrazio Luca perché è riuscito a portarti qui a Mineo e che non è semplice, non è facile, non è scontato. Ringrazio te perché non siamo una grande vetrina per un artista del tuo calibro. Credo che però, almeno personalmente, ci hai lasciato qualcosa e come dicevi tu il teatro alla fine cambia, anche se qualche piccola prospettiva. Quindi il tuo modo di raccontare, il tuo modo di porsi, poi magari leggerò il libro e quindi vedo di cogliere anche altro. Quindi alla fine te ne sono veramente grato e spero che insomma poi venga riconosciuto anche di chi ha ascoltato, sono stati molto attenti, quindi grazie a nome della città. Grazie a voi. Grazie a voi.